Una storia che nessuno vuol sentire, una storia troppo grande da capire, una storia da insabbiare sotto il mare, una storia da bruciare, una favola di morte e di paura, consumata all'alba di una notte scura. Mille ipotesi confuse e controverse, mille verità diverse. E dopo anni di processi e di teorie, di omertà internazionale e di bugie, nonostante tutto ancora non si sa quale sia la verità. Ma se io provo a immaginare quell'inferno dentro il mare, tra le fiamme, tra le onde, la mia mente si confonde, perché non c'è immaginazione che riesca a raccontare come può il fuoco bruciare anche il mare. La gente poi dimentica e va avanti, perché in fondo è solo un fatto come tanti. Ne succedono anche troppi per il mondo, se ne sentono ogni giorno. Così tacciono TV e telegiornali e si archiviano anche gli atti processuali, ma rimane chi comunque non si arrende e la verità pretende. Non per tutti è una vicenda ormai finita, per qualcuno è diventata la sua vita. E c'è chi la vuole ancora raccontare, questa storia da dimenticare. Ma se io provo a immaginare quell'inferno dentro il mare, tra le fiamme, tra le onde, la mia mente si confonde, perché non c'è immaginazione